Gloria al Signore. Bene, le testimonianze ci hanno edificato. Amen. Vogliamo continuare ad edificarci nel Signore, ancora permettendo alla parola del Signore di entrare nel nostro cuore. Amen. Ho un pensiero che volevo condividere con voi, lo troviamo scritto in Seconda ai Corinzi, capitolo 12. Seconda Corinzi, capitolo 12, dal primo verso. Alleluia. Che Dio possa consolare il nostro cuore e darci quella parola di cui abbiamo bisogno. Amen. Vedete, l'uomo non vive di solo pane. È una verità che viene dal Signore, l'abbiamo anche scritto nella parola. L'uomo non vive di solo pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio, dalla bocca del Signore. Quindi la parola ci fa anche vivere e vogliamo continuare a vivere per Lui. Amen. Amen. Alleluia. Seconda Corinzi, capitolo 12, dal primo verso. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Bisogna vantarsi. Non è cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, né so se fu senza il corpo, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quel tale, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso. E udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale io mi vanterò. Ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Che se pur volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Apostolo Paolo è sicuramente stato un grande uomo di Dio. E a volte, leggendo le sue epistole, diciamo, appare complicato, no? Però guardando attentamente la vita di Paolo e leggendo le scritture, chiedendo la guida allo Spirito Santo, si può capire che l'Apostolo Paolo in realtà è semplice, perché parla soprattutto delle proprie esperienze. Innanzitutto alla Chiesa di Corinto dà un bel consiglio: non vantarsi. Amen. Bisogna vantarsi, non è cosa buona. Spesso come credenti guardiamo agli altri e ci confrontiamo. Ah, no, io invece ho fatto di più per il Signore. E c'è anche inconsapevolmente un certo vanto.
Dio ci dia grazia di avere un concetto sobrio di noi stessi. Dio ci ha chiamati a servirlo non perché abbiamo delle qualità, perché abbiamo dato il cuore a Lui. Amen. Se questa può essere considerata una qualità, amen, vogliamo vantarci di questa qualità. Ho dato il mio cuore a Gesù. Alleluia. E il Signore mi ha chiamato a servizio, a servirlo, non solo come pastore, ma anche a te, a servirlo, come credente, come testimone. Amen. Parlando di Lui in semplicità e raccontando delle esperienze tue agli altri che ancora non conoscono Gesù. E a volte, sapete, quando ho incoraggiato qualcuno a dare una testimonianza in qualche evangelizzazione, la prima cosa che mi sta detto: ma cosa devo dire? Conosci il Signore? Beh sì, parla di Lui. O no? Cosa devo dire? Niente di speciale. Lo Spirito Santo ti guiderà. Se hai fatto un'esperienza con il Signore, di quello parla. Amen. L'Apostolo Paolo non solo dava insegnamenti alle chiese, ma come insegnamento parlava anche delle proprie esperienze. Bisogna vantarsi, non è cosa buona vantarsi. Lui stesso lo ha compreso. E anche se aveva motivo di vantarsi, come dice lui stesso, per l'eccellenza delle rivelazioni, no? Io non mi vanterò. Parlerò piuttosto, se ho qualcosa da vantarmi, delle mie debolezze. Gloria al Signore, perché tutti gli uomini, noi siamo deboli. Amen? Alleluia. E abbiamo bisogno di Cristo Gesù, il Signore. Non solo quelli che non lo conoscono, ma anche noi che l'abbiamo conosciuto, possiamo dire ancora: io ho bisogno di Gesù. Amen. Alleluia. In tutto ciò che faccio, tutto quello che sono, io ho bisogno di Gesù. Amen. Nella mia vita materiale, nella mia vita da servo, da credente, in ogni cosa, io ho bisogno di Gesù. E Gesù lo dice chiaramente: senza di me non potete fare nulla. Amen. Alleluia. Ti sembrerà strano, ma ti dico una cosa per testimonianza. Anche quando lavoro devo fare qualcosa, dico: Signore, aiutami. Anche quando lavoro, ma che ci vuole? Ma anche per questo prego il Signore: voglio fare al meglio il mio lavoro, e siccome se sbagli ti danno addosso, no? Signore, aiutami perché riesca. E gloria a Dio, il Signore è sempre fedele. Amen. Alleluia. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Alleluia. E Paolo vuole raccontare questa sua esperienza che ha fatto, perché era sofferente, probabilmente soffriva gli occhi, e dice alla Chiesa: io ho pregato 3 volte il Signore, e il Signore mi ha risposto dopo la 3ª volta che non voleva guarirmi, anzi mi ha detto: la mia grazia ti basta. Perché lui poi ha compreso, perché Dio stesso gliel'ha rivelato, perché la mia potenza, la potenza di Dio, si dimostra perfetta nella debolezza. Come dire, Dio dice: io ho bisogno di questa tua debolezza per poterti utilizzare come ti ho utilizzato. Amen. E guardate che l'Apostolo Paolo è stato utilizzato da Dio in un modo potente. Non solo nelle predicazioni, ha aperto chiese. Alleluia. E quando predicava, molti accettavano Gesù come personale salvatore. Addirittura è scritto che gli portavano i fazzoletti degli ammalati affinché lui potesse pregare. E il Signore guariva. Vedete come servo, il valore di questo servo. Però dice: io non devo vantarmi.
e non vuole neanche che gli altri lo guardino e pensino di lui oltre quello che invece è giusto pensare. Gli uomini siamo facili a guardare all'uomo e a vantarlo, a esaltarlo, no? Ma Paolo non faceva invece altro che nascondersi dietro la croce, amen? E diceva, è a Gesù che bisogna dare la gloria, amen? Le opere potenti che vedete fare, è Lui che le compie, amen? Gloria al Signore. E Lui fece questa esperienza spirituale. Abbiamo detto domenica scorsa, no? Parlando della trasfigurazione, che è possibile fare delle esperienze sovrannaturali con il Signore, vero? Perché Dio è spirito, ci accostiamo al sovrannaturale, no? E Paolo ha fatto questa esperienza sovrannaturale. Lui non sa capire e non definisce bene se è stato rapito con il colpo o senza colpo. Io non lo so, dice Dio lo sa, ma io ho vissuto questa esperienza. Quello che riesce a raccontare lo racconta, no? Dice fui rapito fino al terzo cielo. Non è una rivelazione scientifica, no? Non è che ci sono 3 cieli. Ma all'epoca di Paolo si pensava che il primo cielo era quello dove il tuo sguardo arriva, no? Poi c'è il secondo cielo che è l'universo e il terzo cielo era la dimora di Dio, no? Il paradiso. E dice l'Apostolo Paolo, io fui rapito fino in paradiso, fino al terzo cielo e ho ascoltato qualcosa che è difficile anche a raccontare. Gloria a te, Signore. E ha ricevuto una rivelazione da parte del Signore. Qual è la rivelazione? Che Dio non l'avrebbe guarito. Io non ti guarisco. E dice ancora, per aiutarmi a non insuperbirmi, mi è stata messa una spina nella carne, qualcosa che mi ricordi sempre quello che sono. Sono un uomo. Amen. Questa sofferenza che ho e che Dio non vuole guarirmi, mi ricorda che io sono un uomo e che servo Dio. Amen. Alleluia. Ora, le deduzioni possono essere tante, no? Ma conoscendo l'Apostolo Paolo quello che era prima di incontrare Gesù, non si può pensare che era un uomo facile ad inorgoglirsi. Io credo di sì. Prima di incontrare Gesù era un uomo che aveva una posizione sociale alta, era considerato da tutti un grande intellettuale, un grande teologo, era rispettato da tutti, era tra i farisei quello più in alto, no? Tra quelli che avevano un livello alto, no? di fama, di conoscenza e di capacità, veniva rispettato da tutti. Ma quando incontra Gesù, lui scrive: ho considerato tutte queste cose come tanta spazzatura al fine di conoscere Cristo Gesù, la potenza della sua gloria. Amen. Alleluia. E quindi lui sa che ha bisogno di sopportare nel suo cammino da credente, nel suo cammino di servitore di Dio, questa sofferenza, pur di vedere la gloria di Dio in modo tangibile nel suo servizio. Amen. E lui lo comprende bene e non si ribella a Dio, come dire: ma Signore, ma come tu io ti servo, ho fatto tanto per te, ho rinunciato a tutto e tu non vuoi concedermi una guarigione. Ma quel parlare di Dio lo ha acquietato. La mia grazia ti basta. Alleluia. Io faccio a me questa domanda: ma mi basta la grazia di Dio? E faccio a te questa domanda: la grazia di Dio ti basta? Alleluia. O non ti basta
e sei infelice e scontento perché chiedi di risolvere qualcosa nella tua vita, c'è silenzio, Dio non risponde, o forse ti ha già detto no e tu non lo hai capito, sono tante cose da vedere, e c'è sempre questa scontentezza nell'animo, no? Ma sii felice, perché Cristo ti ha salvato. Sii felice, perché hai ricevuto la grazia di Dio gratuitamente. Sii felice, perché il paradiso sarà la tua casa. Amen. Amen. Per l'eternità. Sii felice, gloria a Dio. Anche se per breve tempo forse dovrai soffrire, dovrai sopportare qualche malattia, non lo so. Io so che Gesù guarisce. Amen. Ancora oggi Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Gesù guarisce. L'ho sperimentato nella mia vita quando ero fanciullo, anche adesso questa guarigione alla tiroide, non lo so perché, come dicevo anche qualche domenica fa, nei battesimi, no? Che siamo tenuti a mare, perché chi si battezzava erano due ragazze disabili e il papà non vuole accettare Gesù perché ha queste figlie disabili, ma le figlie hanno accettato Gesù. Wow. È il miracolo di Dio. Amen. I miracoli di Dio. E hanno potuto testimoniare queste ragazze. Il papà era là. Queste ragazze dicevano, anche se io sto male, io sono guarita. Alleluia. E dicevo questo, mi ha fatto molto riflettere. Nella predicazione dicevo questo, meglio entrare in cielo anche con un corpo disabile. Amen. Perché tutto sarà mutato. Avremo un corpo nuovo. Nel cielo non ci saranno le malattie. Amen. Non ci saranno disabili o persone che camminano sulle carrozzelle. No. Avremo un corpo meraviglioso che non ha legame con il peccato e la corruzione. Perché Cristo ci ha liberati. Amen. E nel cielo avremo tutto quello che è stato compiuto da Cristo Gesù il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Quindi, vedete, riconoscersi deboli è una grande forza. Amen. E l'Apostolo Paolo diceva questo: per questo io mi compiaccio in debolezza, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Quando l'Apostolo Paolo pregava per la guarigione di un ammalato, non pregava con la sua forza. Perché c'era sempre quella spina che gli ricordava: tu sei un uomo. Ma invocava la forza di Dio e lo Spirito Santo scendeva su di lui e l'ammalato veniva guarito nel nome di Gesù. E l'Apostolo Paolo poteva dire insieme a tutti: grazie Gesù. Amen. Alleluia. Se dobbiamo soffrire sopportando qualcosa di grande o di forte che sia, è perché Dio ci ricorda che siamo uomini. Lui è Dio e noi abbiamo bisogno di Lui. E nelle nostre debolezze scopriamo la sua forza che opera in noi. Amen. Alleluia. Questo era il pensiero che avevo nel cuore e spero veramente con tutto il mio cuore che lo Spirito Santo possa imprimere questo pensiero nel cuore di ognuno di noi. Amen. Di quanti ascolteranno la registrazione. Alleluia. Adoperiamoci per servire il Signore, serviamolo con gioia. Amen. Perché come Paolo vogliamo poter dire: la tua grazia, Signore, mi basta. Amen. Il tuo amore mi soddisfa e la tua grazia mi basta.
Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Dobbiamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.